Venezia ha rappresentato la sua svolta cinematografica nel 2022 nel film Siccità di Paolo Virzì, presentato al Lido alla mostra. Si è guadagnata il primo dei 2 David di Donatello conquistati, quale miglior attrice non protagonista del film. 3 anni dopo questo grande successo, Emanuela Fanelli tornerà sul red carpet dell'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ad agosto, con il prestigioso ruolo di conduttrice del festival. Sarà lei dunque a guidare le cerimonie di inaugurazione il 27 agosto e di chiusura il 6 settembre, con le premiazioni del Leone d'Oro, dei vari Leoni e degli altri premi. L'ha fortemente voluta per questo importante e prestigioso incarico il direttore del festival Roberto Barbera e tutta la Biennale di Venezia. L'annuncio arriva pochi giorni dal suo 39esimo compleanno. Emanuela ha così ricevuto un po' in anticipo rispetto al 6 luglio il suo regalo più bello. Emanuela è autrice anche dei suoi monologhi, qui ne vediamo un piccolo spezzone. Volevo dire al regista che questo film è piaciuto tanto. Cioè, mi sono persa all'inizio, però da quando ho visto io, ammazza. Ha debuttato al cinema nel 2015 con il film Un essere cattivo di Claudio Cardigari. Questa non la porto ovviamente tutti i giorni in borsa, però nella borsa con cui vado al lavoro c'è almeno una volta, perché è una macchinetta fotografica istantanea. Le fotografie istantanee con le persone sono molto belle e soprattutto hanno già la nostalgia incorporata, cioè la vedi e c'hai nostalgia di 10 secondi prima, che è una cosa, un sentimento in cui mi piace ogni tanto crogiolarmi.